Prima era separatismo, autonomia e identità, oggi per più di qualcuno prevalgono unione e collaborazione, tutto per uscire dalla crisi. È la diversità che è generativa, mentre l'identità esasperata porta alla chiusura e la chiusura è la morte. L'unione fa la forza. Per la segreteria della CISL di Treviso e Belluno, che ha messo in pratica i suoi propositi unificando il sindacato sotto un'unica segreteria, solo così si può far fronte alla crisi e alla concorrenza che viene oltre confine. E lo dice proprio da Longarone, dove si è tenuto il primo Consiglio Generale CISL Belluno-Treviso. Noi dobbiamo unirci non per inglobare, non per mortificare, ma per far crescere la dinamica. A Longarone per condividere il dolore con questa terra a 50 anni dal disastro del Vajont, per dimostrare che le peculiarità di ciascuno vanno messe a disposizione di tutti. Ritengo che lo stesso Treviso da solo non ce la fa e quindi per esempio noi siamo propugnatori, proponiamo un Padro a Treviso-Venezia come città metropolitana. Servono la Patreve, ad esempio, serve pensare ed essere città metropolitana. Il settore manifatturiero in provincia di Treviso, i famosi distretti stanno implodendo e devono essere rigenerati attraverso una capacità di rapporto internazionale con la visibilità di Venezia, con la capacità di ricerca e di approfondimento tecnologico anche che c'ha Padova e che Treviso non ha. Treviso ha il saper fare, ma da solo muore.